Carissimi amici, buon lunedì e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Vis-à-vis Mestre. Siamo come sempre in diretta a Facebook con la pagina Mestre Mia, appunto, e ringrazio il presidente Andrea Speradio che ci sta anche seguendo nella diretta con la regia. Siamo parte, come vedete, del contenitore Mestre Cultura e Sport e oggi parleremo soprattutto di sport e lo facciamo all'interno, come sapete, come ogni settimana, proprio all'interno dello store di via di Palazzo Donatello della C Mestre, che ci accoglie come sempre con grande entusiasmo e anche con grande, devo dire, generosità, perché ci concede questo bellissimo spazio appunto nel centro di Mestre per poter parlare ogni settimana, insomma, di tanti argomenti. Ringrazio quindi pertanto il presidente della società AC Mestre, appunto Stefano Serena, i dirigenti Andrea Chicconi Sbaraglini e Andrea Settimo. Matteo. Oggi Matteo Settimo. Oh, ragazzi, scusate, ma Matteo, perdonami, mi sbaglio sempre. Oggi, dicevo, giochiamo in casa. Giochiamo in casa, lo facciamo con un libro molto interessante, eccolo qua, lo faccio vedere. E siamo qui con chi appunto l'ha scritto, ovvero Duccio Toffanelli Guadagnini o Guadagnini. Ho visto che nella tua biografia che ci sono in giro a volte mettono anche Guadagnini. No, Guadagni, perché ti mettono Guadagnini allora? Non sbagliano, perché Guadagni è una famiglia aretina molto antica. Ok, vabbè, quindi Duccio Toffanello Guadagni. Il libro è edito dalla casa editrice El Squero, quindi rimaniamo nel nostro territorio. Sì. E parliamo di cosa possiamo parlare. Il titolo ovviamente è Racconti di mio padre, storia del calcio mestre e dello stadio di via Francesco Baracca. Le origini del calcio in Italia, una comunità intorno a una passione, la rivoluzione culturale mestrina del 1923. Quindi, benvenuto. Grazie. È un piacere incontrarti. Allora, tu sei un intellettuale, sei uno scrittore e anche un collezionista, da quello che so, è una grande passione. Poco, sì, poco collezionista. Però tu sei, diciamo, allora, così, io ho tante cose. Come ti definiresti se dovessimo presentare Duccio Toffanello Guadagni come scrittore o come, non so, come intellettuale? Allora, che passioni hai oltre a quella del calcio molto. Mestre, perché adesso entriamo soprattutto su questo, però volevo conoscere anche un po' te, un po' meglio anche i nostri amici che sicuramente molti mestrini che seguono la diretta appunto su Mestre Mia ti conoscono benissimo, però è anche bello raccontarsi un po', giusto? Raccontami. Allora, io ho studiato architettura, anche se non l'ho finita, mancavano 5 esami, quelli di calcolo, facevo già vari lavori da anni e ho detto sospendo 2 o 3 anni per dedicarmi e poi invece con un lavoro dopo che è partito? E non ho più ripreso. 2 o 3 anni fa l'ho chiesto anche al rettore allo UAV, sì. Se potevo concludere, perché sono esami di calcolo, quindi li fanno, sono vari, i programmi sono quelli. Sì. E mi ha risposto che non era possibile. Adesso vedremo in futuro se cambierà idea il nuovo rettore, ma per ora sarebbe stata una soddisfazione personale. Vabbè, manca poco, magari troverete l'occasione, il modo per poterlo fare. E poi ho fatto vari lavori, eccetera. Allora, con questo volume tu parti anche da tuo papà. Sì. Perché lo dici proprio sia anche nel titolo. Il titolo poi tra l'altro la copertina è molto, molto interessante perché innanzitutto ci sono i 2 scudetti, sì. C'è quello di una volta, diciamo, come si chiamava appunto della Marziale, e poi c'è quello attuale che poi è quello che vedete anche qui, sì. Anche nelle vetrofanie che circondano appunto tutto lo store in cui ci troviamo. Perché il papà è stato così importante? Allora, perché mio papà era medico e sapeva, si era accorto che avevo una memoria formidabile. Ah, wow. Perché qualsiasi cosa che mettevo, focalizzavo e registravo, me la ricordavo. E quando avevo 9 anni e mezzo
parlando di calcio, che a me al momento, in quel tempo, tutti i miei compagni di classe, gli scambi delle figurine, sì, la corda dei calciatori, e a me proprio non interessava. non me ne fregava niente. E mi chiesi, ma c'è una squadra di Mestre che gioca a calcio? Certo, la Mestrina. E gli chiesi, ma perché Mestre non è mai stata in Serie A? E lui mi ha detto, doveva andarci fin dagli albori dei primi del Novecento e anche subito dopo la prima guerra mondiale, ma il fatto ha voluto non ci andarsene. E mi ha detto, se vuoi ti racconto la storia del calcio Mestre che io ho raccolto quando ero un bambino giovane, e l'ho raccolta soprattutto anche dallo zio Felice, che era il fratello di sua madre. Sì. Quindi hai ereditato, diciamo, questa passione. Esatto. Perché gli esordi risalgono a fine 800 praticamente. Esatto. E mi ha detto, ti racconto tutta la storia, però dovrai ascoltarmi attentamente. Prende appunti. E me l'ha raccontata andando all'indietro praticamente. Ecco. È ritroso. E mi ha detto, però doveva studiare mentalmente. E allora, siccome avevo finito la scuola a giugno, mio papà era medico, la mattina andava a fare la visita ai suoi pazienti. E io uscivo con lui alle 8:30, andavo in macchina, e finché durante i tragitti lui mi raccontava. E dopo, quando lo aspettavo in macchina, ripensavo a quello che mi aveva raccontato, e così via. È stata una cosa che ci ha messo 2 o 3 mesi a raccontarmela, andava avanti tutta l'estate. Ricordiamo che il volume, adesso io vedete tutte, scusate, ho fatto un po' di appunti, però sono 256 pagine. Sì. Cioè, voglio dire, raccontare la storia di una società sportiva, di un'associazione sportiva in 256 pagine è fatto di un approfondimento molto intenso, molto importante. Certo. Dicevo, partiamo dagli albori del 1889, scusa, per poi arrivare fino a praticamente al 2020, fino a oggi, perché il libro è stato pubblicato nel 2025. Sì. Ecco. Quindi pensate quanto tempo, cioè quanta storia c'è all'interno di questo libro. E tu prima... E tutta inedita. Tutta inedita, esatto. Tra l'altro tu dicevi, facciamo un appello insieme, magari a chi ci sta ascoltando, e dicevi, perché tu sei in qualche maniera quello che è riuscito veramente a raccontare per primo, oltre che a inserire in Wikipedia, tra l'altro, anche la storia di Mestre. Tu hai avuto questo grandissimo onore per la città, ovviamente, di riuscire a inserire all'interno di Wikipedia, immaginate, quella che è la storia della città di Mestre. Che tu vorresti adesso invece fare un altro passaggio, magari attraverso, come dicevi, tu parlavi di uno scrittore, di uno storico in particolare che tu apprezzi molto, che vorresti che ponessi un po' di attenzione un attimo su questo volume che racconta una storia importante, una storia, la storia di un territorio, e dicevi, chissà se mi ascolta, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Alessandro Barbero. Alessandro Barbero. Sì, lo storico Alessandro Barbero. Qualcuno del web ci sta ascoltando e magari... Che è da ottobre che ricerco, perché questo caro amico mi ha detto, guarda, ho visto una trasmissione televisiva dove Barbero appunto ragionava sulle origini incerte del calcio in Italia. Eccolo, vedi, arriviamo al punto. E mentre nel mio libro proprio racconto come non sono incerte, ma sono state segrete. Perché il calcio in Italia è nato a Mestre nel 1889. Esattamente. E dal 1892 ho coinvolto la Marziale Mestre, che era la società di ginnastica cittadina, intitolata a Marco Marziale, che è il più antico declamatore di giochi, ancora ai tempi del Colosseo. E la Marziale Mestre appunto è stata coinvolta nel 1892 ed è la più antica società calcistica italiana. Poi nel 1898, quando il calcio si era sviluppato, perché nel 1895 è uscito il primo libro sul calcio da Francesco Gabrielli, che è venuto a Mestre nel 1894 e ha scoperto il calcio. Esatto. E i mestrini gli hanno regalato tutto il materiale per scrivere il libro. Ecco, c'è la pagina della figura dei Gabrielli. Che... Sì. E
Nel 1898, torniamo, quando era già uscito il libro, e nel 1898, quando hanno costituito la FIF, hanno dichiarato l'anzianità delle varie squadre. Allora, e c'erano 7 squadre che costituivano la FIF. Allora, cosa è successo? Che fra questi c'era il barone di Ventimiglia, c'era Amedeo di Savoia, l'Aosta, e c'erano l'Alessandria, il Genoa e altri 3. Vuoi un po' d'acqua? No, grazie. E cosa è successo? Quando hanno dichiarato appunto l'anzianità calcistica, le 3, poi l'Alessandria ha dichiarato il 1896, il Genoa ha dichiarato il 1896 come era realmente. A quel punto praticamente il barone Alfonso Ferrero di Ventimiglia ha detto: io che sono nobile ho 2 anni di anzianità su queste squadre e quindi fisso il mio adesso non mi viene come si chiama, comunque Torino, al 1800, l'anzianità al 1894. Si era preso un'anzianità. Si è preso un'anzianità perché tanto non c'era nessun documento, non c'era nessuna, quindi se la sono dichiarata loro, e chi è che aveva il coraggio di andare a dire no, non è vero a questi personaggi? Di fronte a certi soggetti. Quindi la loro parola ha fatto storia, anche se era una loro invenzione. Perché la stessa cosa Luigi Amedeo Savoia Aosta ha detto: io che sono il più nobile di tutti, allora attribuisco alla mia internazionale qui Torino 3 anni di anzianità su tutti gli altri e quindi do il 1891 come anzianità calcistica. E questa è la costituzione della Federazione Italiana del Football. Dopo qualche mese, cosa è successo? Che Edoardo Bosio, che conosceva il calcio, che era oltre a Amedeo Savoia Aosta, che l'aveva conosciuto con i suoi viaggi in Inghilterra, eccetera, ma voleva essere il più antico questo Edoardo Bosio, che era calciatore proprio dell'Internazionale Torino. Allora si sono messi d'accordo con Luigi Amedeo Savoia Aosta, il barone di Cesana, e nel dichiarare che l'Internazionale Torino, a sua volta nel 1891, proveniva dalla Novi di Torino del 1889, fondata da Luigi Amedeo Savoia Aosta, e dalla Torino Cricket e Football Club di Edoardo Bosio, fondata nel 1887. Ci sono inventati di sana pianta questa cosa, e per cui dappertutto risulta che le più antiche squadre di calcio sono queste 2 del 1887 e 1889, poi ecco, ma sono tutte dichiarazioni del 1898, cioè sono tutte, diciamo, lì, ecco. Se ne sono inventate nel 1898, si sono dati queste dichiarazioni, ma non c'era niente di vero. Vabbè, ma invece tornando a Mestre, invece a Mestre c'è che il calcio a Mestre è nato nel 1889 perché a Mestre soggiornavano gli ufficiali inglesi. Esatto. C'erano le navi inglesi, che fra l'altro John Dowey, quando ha letto il libro, mi ha trovato tramite adesso non mi ricordo i 2 nomi, comunque delle 2 navi inglesi che giravano a Venezia, e però a Venezia non c'era spazio non c'era proprio spazio per nessuno, e quindi gli ufficiali inglesi dimoravano a Mestre. Cosa hanno fatto? Hanno trovato un bambino con una palla e hanno iniziato a giocare anche a calcio. Da questo il gruppo si è espanso e hanno giocato per 2-3 anni a calcio, facevano partite scapoli ammogliati, miste, inglese, ecco, giocando a calcio quando erano di più. Nel 1892 poi vogliono fare questa partita ufficiale di calcio e allora coinvolgono la Marziale. Ecco, da lì nasce allora. Coinvolgono la Marziale, che a questo punto dice: ok, noi abbiamo già 2 squadre di calcio, dobbiamo trovare un partner che ci metta il nome per la seconda squadra. E allora vanno a Treviso, stessa chiesa, a informarvi di questa cosa qua. Però a Treviso era successo che la Marziale, nata nel 1878, era nata da un viaggio fatto a Venezia dalla Meyer, dalla società di nascita, che era nel 1872, e la Marziale è stata fondata nel 1878 facendo
come posso dire, non mi viene la parola, facendo sodalizio con la Reyer. Certo. Ok. Ma Mestre non è la chiesa veneziana, Mestre era sotto la chiesa di Treviso. Sì. Quindi i trevisani si sono arrabbiati particolarmente perché hanno detto: ma come non avete fatto sodalizio con noi, l'avete fatto con i veneziani? Sì. Ecco. E quando i mestrini vanno a La Reyer Treviso, è sempre stato un po' la Reyer che era prima nata del Veneto, sì, si era autoproclamata gestore dei giochi per il Veneto di tutte le società di ginnastica. Sì. E quindi i trevisani, quando i mestrini vanno da loro, non capiscono la situazione, c'è questa la Reyer che brucia, e quindi cacciano i mestrini in malo modo. A questo punto i mestrini vanno a Udine, alla società udinese di ginnastica a scherma, e gli udinesi si dichiarano disponibili, pronti, sì, però anche loro erano affiliati alla Reyer, e quindi dice: rivolgiamoci alla Reyer per tutte le pratiche sportive che ci sono. E allora i mestrini vanno alla Reyer e presentano dicendo che vogliono fare questa partita di calcio. Però la Reyer dice: ma di cosa mi state parlando nel 1892? Di cosa mi state parlando? Perché che gioco è? Non c'è da nessuna parte, nessun testo, nessuna cosa. Nessun regolamento, Non c'è, niente. c'era solo l'Inghilterra che lo praticavano, certo, e c'era in Svizzera nel 1899 che aveva gli inglesi che avevano depositato le regole del football. Ecco. Okay. Allora, quindi in Italia non esisteva in Italia non c'era nessuno che conosceva questo gioco. Pensate voi. E allora i mestrini propongono: ma chiamiamo Francesco Gabrielli, che era un famoso professore di ginnastica, e perché noi abbiamo tutto il materiale e facciamogli scrivere un testo su questo gioco che vogliamo fare. Ecco. E a lei dice: no, un attimo, ma è questo gioco che volete fare, eccetera. Ma avete il problema, perché a Mestre c'era la commistione Stato-Chiesa nel periodo di guerra fra le due entità, perché con la presa di Roma del 1870 lo Stato italiano e la Chiesa italiana erano in guerra, e è durata fino al 1909, tant'è che il re aveva messo che la domenica era lavorativa, era il lunedì di festa. Quindi le domeniche nascevano parecchi... Ma quante ne sai? Ma quante ne sai? Si vede che ma questo la storia è proprio media. veramente complimenti sì, per questi approfondimenti storici così, che non riguardano soltanto, scusa se mi fermo un attimo, non riguardano soltanto il mondo del calcio, dello sport, ma anche di un contesto territoriale che molti magari non conoscono, quindi siamo ben lieti di ospitarti, oltre per il calcio, ma anche per questo approfondimento in più che ci stai dando. Grazie. E allora appunto c'era questa... Invece a Mestre le scuole si tenevano nelle parrocchie. Certo. Perché? No, perché non c'era la scuola pubblica. Certo. La De Amicis sarà del 1902. E quindi le scuole, che era la prima scuola elementare, le scuole erano nei patronati. Certo. Ma la domenica mattina i patronati erano occupati, quindi non si poteva fare scuola, anche se era giorno lavorativo, perché era giorno festivo. E quindi praticamente cosa succedeva? Che la domenica mattina si andava a messa in chiesa, eccetera, e la domenica pomeriggio con la scuola si faceva la scuola ginnica e tutti giocavano a calcio. E da lì è partito. Esatto, e praticamente allora la Reyer, quando ha detto ma voi andate d'accordo con la chiesa, questa cosa qua, allora gli ha detto che dovevano tenere tutto segreto. Quindi che dovevano allenarsi, dovevano prepararsi per questa sfida marziale Mestre, società udinese di ginnastica a scherma, ma dovevano mantenere tutto nel segreto. E così i mestrini hanno fatto questo gioco, non hanno lasciato nessun documento, nessuna traccia, niente, proprio perché sull'input della Reyer. Per questo questa storia è completamente inedita, perché è solo stata tramandata oralmente. E lo zio Felice, lo zio di mio padre, che era coinvolto fin dal 1910 col Petrarca, con la fondazione del Petrarca Padova, eccetera, sapeva dove gli atleti mestrini poi erano andati, aveva raccolto tutte queste storie dai mestrini che le avevano raccontate in prima persona e dopo le aveva raccontate a mio papà. E quindi praticamente c'è questa storia che mio papà mi ha detto anche quando ero piccolo: quando sarai grande forse scriverai un libro.
bello. E io... Eccolo qua. Io vi consiglio di prenderlo. tempo- Dove possono trovare questo? Allora, c'è qua anche nella sede del Calciomestre. Siamo qui in Palazzo Donatello, vicino al Candiani, quindi potete venire qui nello store, lo trovate e poi... E alla Galleria del Libro, Alla quella Galleria Galleria Matteotti. Benissimo, molto interessante, molto, poi tra l'altro ci sono anche delle bellissime immagini storiche e adesso noi andiamo avanti. Intanto volevo chiederti, visto questo approfondimento storico importante, quanto tempo hai impiegato per scrivere questo libro? Penso abbastanza. Sono partito nel 2015. Accidenti. Nel 2015, Mi hai portato all'inizio del i tuoi 2015, appunti? quando c'era, seguivo la maestria nel 1929, che al tempo era le Domestre, che dopo a fine stagione invece si sono fuse col Mestre, eccetera, ma che giocava appunto alla baracca. Sì. Ma il commissario straordinario Zappalotto non aveva firmato la proroga dell'attività del baracca E quindi sono dovuti... perché era edificabile. Esatto. La Mestrina per giocare aveva avuto un permesso speciale della municipalità di Mestre. Infatti dopo, quando è finito quel campionato, il baracca è stato chiuso. Ma io appunto ho iniziato a raccogliere materiale per cercare di salvare questo stadio, perché anche oggi, nonostante tutto, risulta ancora edificabile. Ok? E quindi per salvarlo, perché è il più antico stadio d'Italia, che risale al 1893. Ecco, anche questo è un altro dettaglio molto importante che tu ci tieni molto, perché tu mi hai detto, mi raccomando, si dice dello stadio di via Francesco Baracca. Sì, In perché non si maniera chiama che- baracca. No, Sì. si chiama di via Francesco Baracca. E quindi praticamente è un libro che racconta la storia del maestro calcio, la storia dello stadio Sì, e poi anche ovviamente quello che è l'origine del calcio proprio a livello italiano, esatto, concentrato tutto in questo territorio. esatto. Quindi è un libro veramente dal punto di vista storico di grande valore e spero che tu in futuro abbia la possibilità effettivamente, oltre a conoscere questa persona, questo storico di grande rilievo, di poter portare questa storia, che è effettivamente una storia locale ma che poi è, diciamo, anche nazionale, Certo. perché tu la porti e tu dici è nato qui, però è come dire, non so, è nato qui un qualcosa di particolare, la prima volta di cui si è parlato di calcio se ne è parlato qua, è nato qua, ho tutti i dati storici, diamo a Cesare quel che è di Cesare a questo punto, Sì, sì, giusto? Ecco, un impegno quindi lungo, profuso, nato dalla memoria riportata attraverso l'eredità di tuo papà, di tuo zio, delle persone che ti sono state accanto. E quindi tanto ci hai messo diciamo un bel po' di tempo. Allora, 2015, Sì, che abbiamo 2015. fatto la prima poi era anche tempo La delle prima elezioni, bozza, maggio-giugno, stavo Sì. già raccogliendo il materiale, facemmo un impegno dei due candidati sindaco per il mantenimento dello stadio, che lo firmarono entrambi, sia Casson che Bugnaro, Bene. e io ho continuato a raccogliere il materiale, ma di materiale ce n'era pochissimo, ok? Specie prima del 25, perché non c'era niente. Ecco. E c'era solo appunto il Mestre 1909, c'era la Marziale che ha fatto la sua prima partita, è riuscito a fare la sua prima partita nel 1907, ecco, e dopo è stata fatta scomparire, non raccontiamo come, ma c'è scritto, Sì, c'è nel libro. Dovete andarlo a scoprire. E dopo appunto è rinato come Mestre Certo. nel 1909 e però tutto praticamente mi è tornato ai primi del 2017, Sì. quando hanno riaperto lo stadio. Mi è tornata in mente la storia dello stadio, appunto, del 1923, del progetto dello stadio, perché lo stadio di Mestre è anche il primo campo polisportivo italiano. Ah, ok. Quindi Perché anche questa prerogativa. Aveva 5 sport diversi, come i 5 cerchi olimpici, Certo. perché c'era il calcio, il ciclismo, il tennis, la pallacanestro e la pallavolo. Ah, quindi era completa. Esatto, quindi aveva il campo da calcio, Sì. attorno c'era la pista ciclistica Sì, e sulle due semilunette
quella di via Baracca un campo da tennis, e su quella di via Oberda c'era un campo da pallacanestro da pallavolo. Bene. Ecco. Ascolta, ma quanta soddisfazione nell'essere riuscito a portare a termine questo risultato. Poi se parliamo di partite, no? Diciamo che è una partita questa, è stata una sfida con te stesso, ma voglio dire, qua hai vinto. E quando tornando in mente tutto, che io partivo appunto da cercare notizie dello stadio, ma mi è tornato in mente tutto del 1923-25 eccetera, e poi il cronometra pian pianino andando indietro, sì. mi è arrivata tutta la storia. E quando era luglio praticamente del 2017 ho iniziato a scrivere questo libro, ci ho messo un po' di mesi, era pronto a fine 2017-2018, però la storia dello stadio arrivava a oggi e la storia del calcio Mestre invece si fermava al 1925, che era tutta la parte inedita, ecco, compresa la famoso spareggio del 1921 che è stata epico, per andare in Serie A, che Mestre ha perso, ma è stata una cosa abbastanza complicata. E allora praticamente dopo, tutta la parte che era già documentata dal 25 in poi, l'ho inserita nel libro e quindi è venuto un libro fino a oggi. Sì, dopo, infatti, dal 2017 al 2018 ho aggiornato le varie storie sia sul calcio che sullo stadio e le varie notizie. Perché diciamo, il libro è diviso in più parti, no? C'è una parte storica, proprio quella di cui hai parlato sinora, dove effettivamente c'è tutta il preambolo iniziale di come è nato, eccetera. Poi c'è tutta la parte dedicata ovviamente allo stadio, che è per conto suo, con tutte tra l'altro anche le planimetrie che sei riuscito a trovare nello stadio, originali, eccetera, della costruzione, dei disegni, delle architetture, eccetera, visto che essendo un architetto. Ma poi tra l'altro c'è anche poi tutta la parte che riguarda invece la contemporaneità del Mestre Calcio, cioè fino al 2025, quindi tutte le partite, perché poi tra l'altro ci sono pagine intere dove ci sono anche risultati di varie partite, perché so che anche a vedermi anche quelle. Poi ovviamente io sono una partita di tennis, dico la verità, quindi il calcio lo seguo, super seguito perché in famiglia abbiamo sempre avuto una certa propensione per il calcio, però io sono appassionata di tennis. Però me lo sono letta con molta, devo dire, con molto piacere, perché tu, se mi permetti di darti del tu, con questo libro e in questo contesto che è quello proprio della CMS, con questo arancione che ormai è diventato parte del nostro cuore, perché noi siamo qua tutti i lunedì mattina. Volevo chiederti anche, visto la gentilezza e la disponibilità del presidente Stefano Serena, di cui vorrei che magari mi dicessi anche tu cosa ne pensi di questa persona cioè, ci sono persone che credono nelle cose, no? Come tu credi in questo libro e l'hai fatto, ma c'è anche chi poi porta avanti, no? Come imprenditore, porta avanti e ci mette del suo per far sì che uno sport, una società sportiva possa diventare e possa continuare ad essere quello che è. Cosa ne pensi di questo presidente? Ma io penso che è una brava persona, è una persona che conosco e che stimo anche. Ti ha preso ancora nel 2014, ma la Cimestre, ok. Quindi sono 12 anni che la porta avanti con... Poi l'ha portato anche nel 2017, abbiamo vinto il campionato di Serie B e l'ha portato in Serie C, però in Serie C senza lo stadio non poteva fare niente perché abbiamo fatto l'anno a Portogruaro e i costi sono esorbitanti, non ha alcun senso, anche perché... Quindi avrebbe bisogno di uno stadio? Avrebbe bisogno di uno stadio? Allora, adesso lo stadio stanno facendo i lavori per l'omologazione della Serie C. Benissimo. Okay. Quindi... E probabilmente per fine anno sarà pronto comunque. Infatti l'anno prossimo l'aspettativa è che venga fatta una squadra per voler essere promossi. Assolutamente. E quindi ma perché? Perché andando in Serie C poi avrà lo stadio, quindi le partite saranno qua a Mestre, non da qualsiasi altra parte. Ecco.
Nel frattempo, anche gli allenamenti? sì, gli allenamenti li fanno già a Gennarino Sì, esatto. o allo stadio di Francisco Baracca, ma le partite le fanno. Ma sì, perché non è omologato, adesso invece sta vedendo concludersi l'agibilità, per la Serie C. stanno facendo la tribuna ospite, stanno facendo la sala antidoping e la sala stampa. No? Ecco, che sono due cose che mancavano. Però purtroppo sarà omologato solo per 2000 spettatori. Hai capito? Ecco, però niente, piuttosto ci vorrebbe come posso dire, una legge speciale per lo stadio di Francisco Baracca che ripristini l'agibilità che c'era come stadio esistente. Perché adesso l'agibilità per lo stadio ce l'ha come nuovo impianto e quindi deve rispettare tutta una serie di norme che sono impossibili per lo stadio, quali parcheggi, spazi interni per il pubblico, tutta una serie di normative che se fosse continuata la vecchia agibilità era tranquillamente omologabile per 8-10 mila persone anche alla Serie B. Ok, adesso è omologabile alla Serie C per sbaglio praticamente e purtroppo questo lo dobbiamo al commissario Zapparotto che non firmò l'agibilità in deroga. Intanto aspettiamo, vediamo come va con questa nuova omologazione. Poi vedremo la nuova agibilità è questa per la Serie C. E intanto permette qualcosa. Certo che sì. E poi Serena, che tu mi chiedevi, Serena ha sempre dichiarato che a lui la Serie C va stretta, anche perché è ovvio, la Serie B costa un po' di più, però ha anche ritorni televisivi. Quindi fare una Serie C o fare una Serie B non ha una differenza enorme sul costo. E quindi fra 2 anni ci sarà anche lo stadio del Bosco. Sì, Bosco, vabbè, lo stadio a Tessera, ecco, diciamo così, e quindi, cosa mai Mestre avesse mire più alte, c'è lo stadio per tutte le squadre professionistiche della zona metropolitana di poter accedere. Potranno giocare nel nuovo stadio. Quindi tu, oltre che scrittore di questo libro, di tutta questa storia, che rapporto hai col calciomestre? Sei un tifoso? Sei uno che guarda allora, sono tifoso. Vai allo stadio, ti metti la sciarpa, stai lì, tifo. La sciarpa, cosa fai? La sciarpa no. La sciarpa in curva andavo con 14, 15, 18 anni, anche se al tempo seguivo soprattutto il basket Mestre, che era in A2, A1, ai tempi di Wingo, Lura, Brown e tutti gli anni 80, insomma, eccetera. E il calcio Mestre andavo a vederlo un pochino. Ecco. No, adesso in questi anni? Dal 2015 sono tornato, dal 2014, da quando appunto era allenata la questione, sono allenato e ci collaboravo, davo una mano per quello che serviva. Sei parte attiva di questa. Se serviva qualche cosa facevo un po' da jolly, tra virgolette, o da. Bene. Ecco. Sì, che anche ho fatto anche controllato, sì, quello che serviva, insomma. Io direi, sì, volevi aggiungere qualcosa? No. Siamo nei tempi, abbiamo ancora qualche minuto, dimmi tu. Non so, dimmi tu. Allora, senti un attimo, stiamo parlando adesso del futuro del Baracca, quindi abbiamo definito anche queste. Volevo chiederti, c'è qualcosa che all'interno del libro, magari c'è un aneddoto particolare che vuoi raccontare, che ti è piaciuto molto, so che magari non vuoi svelare tutto, però non lo so, c'è qualcosa che ti ha colpito in maniera particolare di quello che hai raccolto, che ti ha lasciato un particolare
pensiero positivo, una bella immagine, ecco, che vogliamo trasmettere anche ai nostri amici che ci stanno ascoltando. Ma ci sono tante situazioni materiale, diverse, no? ma scegliamoli allora, dai, ti vediamo. dico, ad esempio, magari una più recente, quella che mi ha fatto ciccare da morire, ecco, quando ero piccolo, che mio papà me lo raccontò, fu lo spareggio del 1921, quando il Mestre doveva andare, ha fatto lo spareggio per andare in prima categoria, sì. Perché c'era la promozione che era la seconda categoria e la prima categoria. Sì. Questo spareggio praticamente è stata un'avventura, perché il Mestre era nel girone qualificazione, aveva 7 punti a 2 giornate dalla fine e la seconda ne aveva 3 e era Legnago. Cosa è successo? Che hanno fatto una partita amichevole il Padova e il Mestre. Sì. Il Padova e il Mestre, perché il Padova ormai era fuori dai giochi di scudetto praticamente, perché aveva perso le prime 2 partite. Il Mestre invece era in pausa campionato e che aveva 2 giornate di anticipo sul campionato di Serie A e fanno questa amichevole. A questa amichevole, dove avevano concordato che il risultato fosse 2-2, ok, così tutti erano contenti, si erano segnati 2 gol per parte, erano 2 squadre amiche. Invece, praticamente a fine partita, arriva un giocatore mestrino, una palla fantastica, e questo non si rende conto e fa un gol bellissimo, ok, per il Mestre, ma che sarà tragico, perché praticamente scatenerà tutti ferio, perché si giocava al campo di Via Belzoni, che era lo stadio, che era un campo da calcio con attorno una pista ciclistica e tutto il pubblico era seduto sulla pista ciclistica, ma non c'era nessun'altra azienda, non c'era niente. Sì. Quando Mestre segna questo gol, il pubblico padovano si riperisce, invade il campo, picchia l'arbitro, che a quel punto finisce all'ospedale e non può più dare 2 minuti di partita per permettere il pareggio del 3-3, quindi si blocca tutto. La dirigenza padovana va fuori di testa perché hanno perso in casa 3-2 con una squadra di seconda categoria che era amica, dice non avete mantenuto i patti, cosa ci avete fatto? Ecco, adesso la pagherete cara. E cosa fa il Padova? Il Padova, che aveva dato molti giocatori al Mestre, glieli toglie tutti. Glieli toglie tutti. E quindi il Mestre si ritrova senza squadra praticamente, come da squadra. E quindi, compresi quelli mestrini che però erano tesserati di riserva al Padova, che li chiama e li fa giocare in Serie A a Padova apposta per non farli giocare a Mestre. Quindi Mestre perde le ultime 2 partite, una con Legnago e un'altra. Il Legnago vince le ultime 2 partite, arriva a 7 punti anche Legnago e quindi c'è questo spareggio. Questo spareggio che si doveva svolgere a Padova. Però il Padova cosa fa? Si mette d'accordo con il Padova, inverte il campo di gioco, quindi il 12 giugno gioca in casa, quindi il campo non è più disponibile. Quindi per lo spareggio si svolge a Vicenza, che aveva un piccolo campo. Ecco. E però i mestrini sono senza giocatori, cioè i giocatori il Padova li ha convocati, ma li lascia liberi, se non li mette in formazione, e li lascia liberi. Avevano praticamente un'ora da Padova a Vicenza per arrivare e poter giocare a Vicenza. Questi 3-4 giocatori mestrini forti che dovevano fare lo spareggio. E c'è tutta una cosa, perché la macchina che li porta fuori una gomma arriva dopo quella metà, insomma, un'odissea. E addirittura questi giocatori arrivano, ma l'arbitro non può inserirli in campo perché loro hanno già dato la distinta dei giocatori e Mestre, che aveva una distinta in bianco, l'ha data a Legnago che non ce l'aveva, che se non gliela davano la partita non si giocava neanche perché Legnago non rispettava i tempi, quindi gli hanno dato in buona fede per fargli un piacere, ma se non gli facevano questo piacere Mestre vinceva la partita da Voluto. Ma oltretutto non avevano la distinta, quindi i giocatori che sono arrivati all'ultimo momento che dovevano entrare in campo non possono entrare perché non hanno le distinte nuove da poter compilare. E
l'arbitro solo alla fine del primo tempo dirà: ma se non lo dicevate potevo barrare i nomi e correggere, ma glielo dice solo alla fine del primo tempo, e quindi questi a cose già avanzate, quindi diciamo. questi giocatori mestrini non sono potuti entrare in campo. Allora Mestre doveva tentare di tenere il pareggio 0-0 fino alla fine della partita, perché la partita sarebbe ripetuta il 19, questa volta sia a Padova in caso di pareggio, e con tutti i giocatori mestrini disponibili. Ma cosa succede? Che i giocatori mestrini che erano in campo erano inesperti, alcuni, e cadono nel tranello che, credendo di aver subito un fallo, praticamente il giocatore avversario gli dice: batti la punizione, subito il fallo, ma l'arbitro non aveva fischiato, lui pensava che, ecco, cosa fa? Prende il pallone con le mani per battere la rimessa, e l'arbitro fischia il rigore a favore del Legnaro, che viene segnato, e il Mestre sono tutti gol, quindi la partita è finita. Il Mestre c'ha un ragazzino di 12-14 anni che è bravo e che fa una mossa particolare, dove l'avversario, credendo di togliergli la palla, in realtà poi gli fa un pallaccio. Ecco. E questo, con questa mossa, che frega tutti. Allora Mestre lo manda in campo, però gli dice: guarda, tu sei giovane, hai troppa riverenza per gli avversari, tu il fallo è quando fischia l'arbitro. Se il giocatore reclama il fallo o qualsiasi altra cosa, tu non incide su di te. Vai avanti. Ecco, perché l'arbitro, quando fischiava, c'era il reclamo del giocatore che aveva subito il fallo. Questo ragazzino, il giocatore avversario gli dice: facciamo un patto. Scusate. Facciamo un patto. Scusate. Se il prossimo fallo che tu mi fai, io non lo chiamo, e viceversa tu non chiami se dovessi fartelo io. Il ragazzino non vuole, gli avevano dato istruzioni di non fare assolutamente, e invece il ragazzino accetta con un cenno. Quando gli arriva la palla perfetta, praticamente, lui fa questa sua mossa garbugliante e subisce un pallaccio. Cosa succede? L'arbitro fischia e va là e gli chiede, reclama il fallo. E tutti gli dicono: dai, mi hai dato la tua parola d'onore quando sei entrato in campo. E l'avversario gli dice: mi hai dato la tua parola d'onore. E lui, per non paura di essere uomo, deve rispettare la parola d'onore, allora dice: no, non reclamo il fallo. Quindi praticamente il rigore l'arbitro non può fischiarlo. Certo. E quindi Mestre perde lo spareggio 1-0 e non è mai andato questa è una cosa che ti è rimasta qui. Madonna, ancora dal 21, pensa a te. Allora, ascoltami, noi concludiamo perché ormai siamo ai tempi di chiusura. Ti ringrazio a nome ovviamente di Mestre Mia, del dottor Sperandio, il presidente, ma penso anche a nome di tutti i mestrini che sono appassionati della propria squadra del cuore, perché devo dire che quando ho parlato con le persone che sapevano che venivo a presentare te, sì, ho trovato tanta gente che magari ha figli o altri che giocano magari nelle squadre avversarie e dicono sempre che Mestre è una grande squadra a livello storico, che ha segnato veramente la storia del calcio. Ed effettivamente ho letto questo libro con grande orgoglio, perché appartiene a una città, sì. E spero tanto che il tuo sogno, quello di poterla portare, di poter portare questa storia, che è l'origine del primo luogo dove è nato il calcio vero e proprio, il primo stadio vero e proprio, la prima squadra storica dal punto di vista, cioè, certo, del calcio. Quindi questo è un libro storico molto importante. Io ti auguro veramente di riuscire, vero Andrea? Lo auguriamo tutti, di riuscire a portare, che tu possa portare a termine, ti daremo una mano, adesso vediamo in qualche modo, di far sì che diventi un documento importante per dire: ecco, qui c'è la storia da dove nasce il calcio vero e proprio. Esatto. Non solo la C Mestre, ma proprio il calcio. E il fatto poi che si ritrovi a Mestre è ancora un motivo in più di orgoglio, no? Allora, noi salutiamo il nostro protagonista, Duccio Topanello Guadagni, che è stato
molto gentile che ci ha raccontato con grande dovizia di particolari questo libro, che abbiamo detto è edito da El Square, lo trovate come dicevamo prima qui all'interno dello store di Piazza Donatello, di Palazzo Donatello, allo store del Lastricaccio, ma anche, vi dicevi, alla Galleria del Libro, Galleria Matteotti, bravissimo, quindi lo trovate lì. E molto bello, molto interessante, è anche un bel regalo per chi ha un amico che è un tifoso del Mestre, qui si fa veramente una bella figura. Io ovviamente a questo punto, caro Duccio, non si può non ringraziare Stefano Serena e ovviamente i suoi colleghi, i suoi dirigenti che lo accompagnano sempre, che sono appunto, adesso sto attenta, Andrea Checconi Sbaraglini e Matteo Settimo, che poi tra l'altro mi sembra che Checconi Sbaraglini ha fatto anche la prefazione del libro, lo ringraziamo anche lui, è un bravissimo, sì, effettivamente sì. Allora, volevo però, se il Presidente me lo permette, ricordare che questa settimana, il 20, c'è un importante evento legato appunto sempre a Maestrimia, che sono la seconda edizione dei famosi anniversari della scienza, che si svolgerà appunto questo bellissimo incontro all'interno dell'auditorium dell'M9 il 20 maggio prossimo. È seguito e curato dal dottor Andrea Bigliotti, che ringrazio per avermi scelto come moderatrice, quindi ci ritroveremo alle 9:30, quindi è aperto al pubblico e alla cittadinanza per chi vuole partecipare. Ci saranno molti scienziati perché si parlerà della nascita della rete, cioè della rete intesa come internet, partendo da ARPANET a internet, poi quindi sono due anniversari molto importanti, uno appunto del 66 e poi nel 1996. Anche qua si parla di storia, la storia della scienza in questo caso. Coinvolta anche l'Università di Padova, e poi ci sono gli istituti scolastici Stefanini e Pacinotti che portano anche loro dei progetti. Ci tenevo a fare questo inciso, Andrea, per ricordare quanto Maestrimia fa per appunto questa città. Io vi saluto di nuovo, vi auguro di trascorrere una bellissima settimana, ringraziamo ancora Duccio per questo bel libro e vi diamo appuntamento la settimana prossima. E anche la settimana prossima, se non sbaglio, parleremo ancora di sport, però non potremo dirvi di più, rimanete qui. Dillo se vuoi. Come? Se vuoi dirlo. Parleremo con il basket Mestre invece in questo caso, con nuovo il nuovo presidente. Ecco. Filippo Capriogna. Tra l'altro il basket Mestre nasce nel 1924. Sì, ma l'avevi detto prima. C'è nel libro, lo sanno. Lo so perché avevano una specie di collaborazione, erano insomma una specie di... c'era una relazione tra loro, tra il calcio Mestre e il basket Mestre. C'è stata nel progetto dello stadio. Nel progetto dello stadio, esatto, nel fatto di come strutturarlo. Ecco. Comincia alle 10, non alle 11. Ah sì, e ricordo, scusami Duccio, che l'appuntamento di lunedì prossimo lo anticipiamo di un'oretta, quindi non sarà alle 11 come al solito, ma alle 10 con il nuovo presidente appunto del basket Mestre. Grazie Duccio, sì, esatto. È stato un piacere, un onore averti conosciuto, in bocca al lupo, mi raccomando, leggetelo. Grazie. Prego. Poi voglio la dedica. Buon lunedì a tutti e buona settimana.